Cuociamo la sfoglia di lasagna in acqua bollente per 6 minuti. Raffreddiamola prima in acqua fredda, poi asciughiamola su carta assorbente. Facciamola riposare su di una teglia foderata di carta forno. Eliminiamo il torsolo dalle mele. Tagliamole a cubetti di 5 mm. Teniamo da parte qualche fetta per la decorazione. Scaldiamo una padella con poco olio e facciamo appassire le misticanze. Aggiungiamo le mele. Cuociamo per qualche minuto e correggiamo di sale. In una bastardella mescoliamo il composto con la ricotta. Componiamo il piatto, poniamo una sfoglia su di una teglia. Farciamo con 2 cucchiai di composto di mele e misticanze. Aggiungiamo altri 2 strati inframmezzati dalla farcitura. Poniamo un ultimo strato di sfoglia. Condiamolo con una pioggia di ricotta affumicata e un goccio di olio extravergine di oliva. Gratiniamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Serviamo la lasagnetta su di un piatto da portata, decorandolo con alcune fettine di mela. Buon appetito!